Davanti al giudice per l'udienza preliminare si è giustificata dicendo che era convinta che il suo fidanzato spacciasse solo hashish e non cocaina. Ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato la cinquantenne maestra d'asilo di Campodarsego che era stata arrestata nel marzo del 2023 insieme al compagno tunisino. Nella loro abitazione di Reschigliano i carabinieri avevano trovato 1 chilo di cocaina e 9 chili di hashish, droga sequestrata dopo un controllo stradale che lo straniero aveva tentato di eludere. Da qui era scattata la perquisizione domiciliare, dove oltre all'ingente quantità di droga era stata trovata sostanza da taglio e un bilancino di precisione. L'uomo era stato portato in carcere, per la compagna maestra d'asilo invece erano stati disposti gli arresti domiciliari. Ora la donna non insegna più, ma fino al giorno dell'arresto era dipendente di una scuola dell'infanzia della zona. Durante l'udienza preliminare la cinquantenne ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato per ottenere uno sconto della pena. Il pubblico ministero dovrà ora decidere se accogliere la richiesta.